Siamo un'azienda di store concept, noi facciamo noleggio di bici di alta qualità, oltre a noleggiare facciamo un percorso di service e anche di carica batterie, cioè volevamo non solo essere un concetto di negozio ma bensì anche dare un supporto a tutti quelli che passano sul lago di Garda per quanto riguarda un discorso di carica batterie, di service e anche di mappe, delle mappe dedicate a tutti i nostri clienti in base alle tipologie di bici che acquistano o eventualmente fanno noleggio. Active Store, come dicevo, dà l'opportunità a tutti i nostri clienti di andare, perché no, sul Monte Baldo con la funivia, quindi fare un percorso del Monte Baldo, o che è un percorso di 50 km, o perché no, sfruttare la nostra ciclabile che è bellissima, quindi avete 8 km da Malcesine verso nord, verso Riva, o ne avete 15 verso Torri del Benaco. Tutto in una tranquillità, quindi adatta sia alle famiglie per bambini o anche ai riders estremi che vogliono lanciarsi sulle pendici del Monte Baldo. Innanzitutto volevo ringraziare Gal che ci ha dato l'opportunità di creare uno store nuovo, di dare dei servizi importanti alla comunità e anche a tutti i nostri clienti che soggiornano sul lago di Garda. I fondi Gal sono impiegati innanzitutto nell'acquisto di bici, specialmente in modalità elettrica, quindi che è un po' il futuro, quindi era fondamentale creare uno store dove effettivamente si guarda nel futuro. Sicuramente la pedalata assistita nei prossimi anni sarà un punto di riferimento. Il contributo è stato fondamentale perché, come ben sapete, partire con una nuova realtà c'è bisogno di un supporto che noi purtroppo non avevamo. Gal ci ha dato l'opportunità di partire con un concetto nuovo e ci ha dato l'opportunità di guardare avanti, di fare qualcosa di molto bello e in ottica futura di molto importante. Con il Gal abbiamo un ottimo rapporto, si interagisce spesso per quanto riguarda in contesto di manifestazioni, abbiamo anche delle guide dedicate, quindi nuove idee ma più che altro anche nuovi progetti per il futuro. I soldi sono stati usati in maniera corretta e arrivati anche nelle tempistiche corrette. Ringraziamo anche Avepa per l'attività di supervisione e di controllo. L'obiettivo del futuro è incrementare ancora il nostro parco bici, cercando interazioni anche con le guide locali, quindi cercare di allargare gli orizzonti, quindi non solo Malcesine ma vendere il lago di Garda, quindi sicuramente l'ottica futura sarà incrementare il segmento e-bike che al momento è richiesto ma sicuramente sarà anche il futuro.